Attenzione cavaglia, perché Buonasera capo. Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, è il governatore della Galilea. Ponzio Pilato gli manda Gesù per attostargli la responsabilità della condanna. Gli ebrei acclamano Gesù quale re di pace in occasione della sua entrata in Gerusalemme, ma lo abbandonano pochi giorni dopo richiedendone la morte di croce. Ponzio Pilato e Claudia Procula. Ponzio Pilato è il quinto procuratore romano della Giudea. Pur essendo convinto dell'innocenza di Gesù, si lava le mani davanti alla folla, mostrando di respingere ogni responsabilità nella condanna. Sua moglie Claudia Procula interviene per chiedere al marito di non occuparsi dell'accusato. Il centurione e i soldati romani, sottufficiale dell'esercito romano, il centurione dirige l'esecuzione di Gesù con un manipolo di soldati che fissano il patibolo sulla roccia del Calvario. Barabba e i due ladroni. Barabba è prigioniero dei Romani, detenuto per omicidio. Gli ebrei chiedono che venga liberato al posto di Gesù. I ladroni sono condannati alla morte di croce per le loro malefatte. Uno si pente e viene perdonato. L'altro rifiuta la salvezza. Soldati con dadi, scale e chiodi. Alcuni soldati tirano a sorte a chi debba toccare la tunica di Gesù. Altri portano le scale per sollevare il crocifisso. Altri ancora si muniscono di chiodi per fissare Gesù alla croce. Il cartello Ilmeri, Jesus Nazarenus Rex Leone, fatto redigere da Ponzio Pilato, forte il motivo della condanna. Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Simone di Cirene, proviene da Cirene, città della Libia. Aiuta Gesù a portare la croce durante la salita al Golgota. Le guardie del Tempio, guidate da Giuda Iscariota, eseguono gli ordini del Sinedrio, arrestando Gesù nell'orto del Getsemani. I membri del Sinedrio, il tribunale. Caifa è il sommo sacerdote che presiede il Sinedrio. Conduce il processo contro Gesù e ne propone la condanna. Anna, suocero di Caifa e suo predecessore nella massima dignità sacerdotale, è l'animatore della lotta contro Gesù. I dottori della legge sono laici ed eruditi nella legge e nelle tradizioni. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo,
Il primo, discepolo in segreto, dopo la crocifissione chiede a Pilato il corpo di Gesù e lo depone nel suo sepolcro privato presso il giardino del Calvario. Nicodemo, fariseo e maestro della legge, lo aiuta. Veronica, Maria e le pie donne. Durante la salita al Calvario, Veronica asciuga il volto di Gesù con un panno. Maria è la madre di Gesù, originaria di Nazaret in Galilea. È accompagnata dalle pie donne, Maria di Magdala e Maria di Cleofa. Gesù, Pietro e Giovanni. Gesù è figlio di Dio fattosi uomo per salvare l'umanità. Pietro è il primo tra i discepoli, nonostante la promessa di fedeltà al momento della cattura, abbandona e rinnega Gesù. Giovanni, figlio di Zebedeo, è uno dei primi ad essere chiamato da Gesù, di cui è il discepolo prediletto. Gli apostoli sono i discepoli scelti da Gesù come continuatori della sua opera. Seguono il suo insegnamento e ne divulgano i principi. Giuda Iscariota è l'apostolo che tradisce Gesù. Poiché le massime autorità sacerdotali cercano una maniera per arrestare il Nazareno, Giuda si offre di consegnarlo loro in cambio di 30 sicli d'argento.